Si chiama legge del contrappasso. Si chiama legge del contrappasso. Perché dai e pialli per culo. E poi ti arriva il cliente a piatte. Prodotto italico? Sì, nero come la tua? No! Però sempre 620 cavalli? No! Diesel? Benzina. Beh, allora tutta una snausicala un po' qua, perché c'è una Smaurs, c'è una Brabus che è un gran bel mezzo in confronto. Perché poi il dramma qual è? Che trattasi di cliente, no? Trattasi di cliente e il cliente c'ha sempre ragione. Cioè al cliente che te si presenta portando culo, perché quadrifoglio bidet, quadrifoglio bidet, che culo il bidet? No, cremino cappuccino slavato, perché qua manco il bidet gli hanno dato l'invedibile, perché bidet è questo che è? Cappuccino slavato, cappuccino Nadamà. Ah, però abbiamo il faro. Ah, un prodotto 599. È un 599. No, ma il 599 col quadrifoglio non l'hanno fatto. Mito, quadrifoglio, cappuccino slavato, benzina però. E secondo te sto male? Vabbè, se è benzina gli fa mai le polizze. Che disagio. Viva la vita, che crisi.